al suo fianco. Tutta la comunità per un sacerdote e compagno di strada per e con tutta la comunità. Oggi, più di ieri, in una società orientata verso il relativismo morale, sui campi di lavoro inquinati dall'edonismo e dal materialismo, demolitori dei valori e del presente, ma senza una certezza del domani, la missione della Chiesa e l'apostolato di tutti i sacerdoti per discepolare a Cristo richiede impegno, sacrificio e coraggio. Ricordo che negli anni 70 la comunità era assorbita in una situazione di apatia e indifferenza religiosa. Questo tempio, reso inagibile da un fulmine, chiuso al culto da circa 15 anni, era diventato rifugio di randagi, pipistrelli e rapaci. Un suo allora giovane confratello, don Roberto, don Nino Boi, qui presente, che ho avuto il piacere di salutare, animato da infuocato spirito francescano, scosse la comunità con un severo rimprovero. Villanovesi, cosa state facendo della vostra Chiesa? Il messaggio non cade nel vuoto e con l'impegno degli amministratori di allora e della comunità fu ricostruita la cuspide piramidale del campanile, restaurati i danni interni, sistemati i cortili esterni e riaperti al culto la chiesa. Ma non solo, fu sottratta al degrado la chiesa di San Francesco e fu messa la prima pietra per la chiesa campestre della Madonna della Salute. Oggi don Roberto, alla sua giovinezza, al suo entusiasmo e fervore sacerdotale, aiutato da quella forza di luce che le deve venire dall'alto, chiediamo di colmare i vuoti di questa Chiesa con famiglie, con adulti, con giovani, con bambini. Ci aiuti a ritrovare la nostra identità di cristiani. La sua permanenza a Villanova Franca, che speriamo e auspichiamo lunga e feconda, apra canali di vera amicizia, di rispetto reciproco, di solidarietà di opere, di altruismo, affinché l'attrazione per i molteplici interessi umani, facile tentazione per la maggior parte di noi, non abbia il potere di farci perdere la visione del cielo alla luce del suo e del nostro Vangelo. Auguri, buon apostolato.